Asolo, le sue dolci colline potrebbero essere culla di un'alternativa scelta politica, da cui potrebbe essere lanciato il nome di un altro candidato premier. Ieri Roberto Maroni era seduto accanto a Giulio Tremonti, che annunciava a tutta la Lombardia l'appoggio della sua lista Libertà e Lavoro alla candidatura del segretario a governatore della regione, sognando in cambio l'appoggio della Lega alla sua corsa da candidato premier per le prossime politiche. Ma Bobo Maroni sembra avere progetti diversi e non poi tanto celati. Il segretario sta guardando avanti. Ma noi non stiamo ad aspettare Godot che si decidano, noi abbiamo cominciato a costruire il nostro percorso. Nessun compagno di viaggio al di là dei confini lombardi e l'annuncio, stando ad alcuni rumors locali, potrebbe essere fatto stasera proprio qui tra le colline trevigiane. Un candidato premier, tutto leghista, il Carroccio già ce l'ha, senza bisogno di un ex ministro alle finanze. Nessun compagno di viaggio al di là dei confini lombardi e l'annuncio, stando ad alcuni rumors locali, potrebbe essere fatto in serata proprio qui tra le colline trevigiane. Un candidato premier tutto leghista, il Carroccio già ce l'ha, senza bisogno di un ex ministro alle finanze, ed è uno in grado, si dice, di ottenere consensi anche al di fuori del movimento. Un identikit che calza perfettamente con Flavio Tosi, il quale ha già detto: sono un uomo della Lega e se mi venisse richiesto non mi tirerei indietro. Dunque in serata ad Asolo potrebbe arrivare una nuova incoronazione, proprio mentre il centrodestra veneto è in subbuglio dopo l'annuncio di Berlusconi, che si sente costretto alla ricandidatura. L'amico Giancarlo Galan, nei nostri studi per la partecipazione ad X News, ne sarebbe stato il promotore. Gli dissi: Silvio, torna, scendi, perché sei l'unica speranza che resta. Da Giancarlo Galan, durante la consueta telefonata domenicale, l'invito al ritorno. E lui disse: ecco, adesso io ti metto in viva voce e tu ripeti questa roba a Fedele Confalonieri, alla Madina, e io ho ripetuto Madina per Silvio. Quindi credo di essere, certamente sono stati fra quelli che lo hanno spinto a farlo. Se così non fosse, l'ex governatore guarda fuori dall'arena politica e individua in due outsider il possibile nuovo premier: Renzo Rosso, l'imprenditore veneto patron della Diesel, oppure il signor Tozzi, Diego Della Valle.